Noi ci concentriamo sul settembre 43, del 1943 in Istria. La storia è la storia di questa insegnante di 23 anni, Norma Cossetto, la quale è stata violentata e uccisa dai partigiani titini solo per il fatto di essere italiana. È una ragazza che è diventata un simbolo, una ragazza come tante altre che è stata, diciamo, gli sono stati portati via i suoi sogni, no? Per sempre, sia a lei che a tanti altri italiani dell'Istria. Non è un personaggio inventato, un personaggio con un finale positivo, è un simbolo, come ha detto giustamente Massimiliano, quindi è una responsabilità dar voce a questa persona. Non è un personaggio, è una persona. La mia bisnonna è dell'Istria, mia nonna è friulana di Trieste ed è scappata esule a Genova. Quindi grazie a questo, diciamo, il fatto di essere scappata poi sono nata io, però mia nonna mi ha sempre raccontato di Norma, anche di Norma Cossetto, quindi la storia la sapevo prima del film e quando ho detto nonna interpreterò Norma Cossetto ovviamente si è messa a piangere. Gireremo in Istria, Padova, Treviso, insomma nel territorio veneto. Una sola parola per definire quella che nella sua mente sarà la sua interpretazione. Per me è il sorriso. È drammatico, però la storia, però per me Norma Cossetto è il sorriso. Questa storia è stata assolutamente nascosta, dolosamente dimenticata. Da qualche anno, con l'istituzione della giornata del ricordo, come Regione Veneto abbiamo fatto molte iniziative per promuovere e per diffondere appunto il messaggio di quello che è avvenuto in quegli anni. Questa storia su Norma Cossetto è una storia tra l'altro molto particolare. Norma Cossetto è stata insignita anche della medaglia d'oro al valor civile, alla memoria per quello che ha subito, per quello che ha fatto in quegli anni, quindi ci sembrava assolutamente puntuale e preciso come Regione Veneto intervenire per realizzare un progetto e un'opera che raccontasse quello che è avvenuto a Norma Cossetto, quello che lei ha fatto da studente a Padova in università e quello che lei faceva nell'Istria, nella Visinada antignana, come e cosa faceva nella vita, una persona solare, una persona con tante idee e tanti progetti che non scendendo a compromessi purtroppo ha avuto una fine tragica come quella dell'infoibamento. Come istituzione crede ancora fortemente nella mostra del cinema. Crede alla mostra del cinema perché è per il territorio veneziano Veneto un indotto formidabile, ma crede allo strumento cinematografico per raccontare il nostro territorio, per raccontare storie accadute in Veneto, per anche promuovere dal punto di vista turistico luoghi stupendi che abbiamo in questa regione.